La primitiva chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Giaon è citata per la prima volta nel 1570, attorniata da un cimitero. Tra le suppellettili di valore tuttora conservate si annoverano un calice della Controriforma e la pala settecentesca della Madonna Immacolata tra i Santi Giacomo e Antonio Abate di Antonio Gabrieli, racchiusa entro una cornice a edicola rinascimentale di sobria eleganza formale. L'attuale chiesa fu ricostruita nel 1938 grazie al tenace coinvolgimento dei fedeli, che recentemente l'hanno dotata di inferriate alle finestre e di un elegante cancello all'ingresso. Citato per la prima volta nel 1519, il santuario di Parè, che deriva il nome dall'intitolazione a Santa Maria dei Pare, cioè Madre di Dio, svetta al termine del ripido sentiero con i capitelli devozionali, luogo che ha ispirato lo scrittore Dino Buzzati per il suo ultimo lavoro I miracoli della Valmorel. Curato dai Villici di Giaon, il santuario fu meta di pellegrinaggi, assumendo dignità letteraria nel romanzo storico Madonna Parè di Don Giosuè Fagherazzi, considerato i promessi sposi della Val Belluna. Già nella seconda metà del XV secolo, l'abside era stata affrescata con l'Annunciazione e il Tetramorfo da un artista vicino al celebre maestro della Cappella Galletti. Nel 1532 la parete nord venne decorata da Giovanni d'Amel con un'Ultima Cena e una Madonna con Bambino. Il dossale di gusto tardo cinquecentesco contiene la palla della Madonna in Gloria e i santi Pietro, Carlo, Giovanni e Rocco di Antonio Gabrieli. Il santuario venne ampliato nel 1842 sotto la direzione dello zelante Don Giuseppe Sandi, che chiamò Girolamo Moec da Belluno a dipingere la Crocifissione e la Gloria della Vergine, vasto dipinto che propone nel registro più alto l'incoronazione di Maria, mentre nel registro inferiore si dipana un sensibilissimo paesaggio con il sentiero che si inerpica tra le cappelline della Via Crucis, di fronte alle quali indugiano i devoti compuntamente oranti. Vicino alla chiesa si riconosce la casa dell'eremita di allora, il leggendario Giacomo Tison, che, benemerito per aver contribuito ai restauri, venne ritratto da Osvaldo Monti e immortalato da Giosuè Fagherazzi nelle pagine del romanzo Madonna Parè.